Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Scene da Far West al Consiglio Comunale di Palermo, dove Giuseppe Milazzo, al culmine di un'animata discussione col vicepresidente Giuseppe Mancuso, è saltato sul tavolo della presidenza. A pochi minuti dall'inizio la seduta è stata sciolta. Palpeggiamenti dei genitali, rapporti sessuali completi e poi lacrime e dolori. Questo è l'orrore che una minorenne di Barcellona Pozzo di Gotto ha vissuto sulla propria pelle. Ci aprono le porte del carcere per il patrigno che abusava di lei dal 2020. Ha dell'assurdo quello che è successo nel quartiere Librino di Catania. Un 33enne ai domiciliari ha aggredito la madre minacciandola di morte e distruggendo i mobili di casa. A scatenare l'ira il forte odore di frittura nell'abitazione. Trump preso di mira a Palermo da 3 ragazzini che avrebbero lanciato un petardo all'interno del mezzo. L'esplosione ha danneggiato la porta automatica e creato un buco nella pedana. Paura per i passeggeri a bordo. In conclusione il meteo per la giornata di domani, 21 dicembre, continuano a darsi il cambio, sole e nuvole che sembrano aver spazzato via, almeno per il momento, il rischio di precipitazioni sull'isola. La Protezione Civile regionale infatti non ha diramato alcun allerta meteo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.